Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione flash del mattino. Due persone sono state soccorse intorno alle 7 dal personale sanitario per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente che si è verificato a San Quirino. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrate tra loro due vetture e due persone, come detto, sono rimaste ferite. La Sores ha inviato sul posto due ambulanze provenienti da Pordenone e hanno attivato i vigili del fuoco per quanto riguarda la loro competenza. Il personale medico ha preso in carico poi i due feriti che sono stati trasportati a bordo dell'ambulanza all'ospedale di Pordenone, uno in codice verde, l'altro in codice giallo. I volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sospendono le loro attività. La motivazione è semplice. Può un sindaco o un coordinatore di squadra essere considerato un preposto per la sicurezza alla stessa stregua di un'azienda nei riguardi di un volontario della Protezione Civile con tutte le responsabilità che ne derivano? Secondo il giudice, che ha inflitto una sanzione penale al coordinatore di Preone per la morte di un volontario avvenuta lo scorso luglio durante delle operazioni di emergenza a causa del maltempo, la risposta è sì. Il magistrato ha interpretato la legge 81-2008 sulla sicurezza sul lavoro, equiparando il ruolo del datore di lavoro a quello di un amministratore pubblico. Una lettura soggettiva e un vuoto normativo che mettono ora in discussione l'operatività di uno dei servizi più apprezzati della nostra regione, e la Protezione Civile reagisce incrociando le braccia. Sono 73 i premiati alla cerimonia clou della Camera di Commercio Pordenone Udine, pronta ad andare in scena domani alle 17 al Teatro Verdi di Pordenone. La premiazione dell'economia e dello sviluppo, ospitata dal presidente camerale Giovanni D'Apozzo, citerà la presenza del ministro del lavoro Marina Calderone, che interverrà dal palco del teatro prima del conferimento dei riconoscimenti speciali e delle 3 targhe dell'eccellenza, quest'anno conferite alla straordinaria Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare per la resistenza, all'imprenditore Luigino Pozzo e al generale di brigata aerea Ted Clark, comandante del 31esimo Fighter Wing, lo stormo degli USA Air Force di Stanza d'Aviano. La cerimonia è sempre occasione per fare anche il punto dello stato dell'economia in Friuli Venezia Giulia e sugli obiettivi futuri. Interverrà in apertura il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, quindi il presidente della regione, Massimiliano Fedriga. A metà premiazione l'intervento del presidente D'Apozzo e infine, come detto, quello del ministro Calderone. Chiudiamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.